Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo sul versante agordino della Moiazza, più precisamente siamo a Maiga Framont, che straordinariamente ma vero hanno riaperto dopo tipo 2 anni di chiusura, e l'obiettivo di oggi è raggiungere Casera del Camp. Quindi partiamo proprio da qui, in fianco alla stalla, e seguiremo il sentiero 5-5-2. Andiamo avanti, siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! E dai piedi della Moiazza vi faccio notare che qui dietro, appena partiti in mezzo alle nostre amiche mucche, c'è un'ottima fontana che butta acqua, e lì in fondo c'è il passo Duran. Praticamente anche da lì si può partire per arrivare sullo stesso identico punto dove dobbiamo arrivare noi oggi. Quindi adesso noi continuiamo e andiamo avanti. L'acqua non manca, almeno per il momento. Dopo il primo pezzo, esattamente 10 minuti di strada forestale, la strada diventa sentiero. Abbandoniamo, secondo me, le mucche ai loro pascoli e andiamo avanti sotto la maestosità del Moiazza o della Moiazza. Sentiero. Sì, io so, avevi ragione, devo dire un drone. Se niente riesco a tirare la 14ª, prometto che me lo compro. Giuro per giuro, giurin giurello, che mi scassi il pisello. Ed eccoci che arriviamo al primo bivio. A destra si va verso il rifugio Carestiato e quindi poi verso il Duran. Noi invece prendiamo verso sinistra con direzione Forcella Camp e la stia è Montalte di Framont. E andiamo su di qua. Altro bivio, andiamo su sempre verso sinistra. Wow! E lì in fondo si può vedere il rifugio Carestiato. Carestiato è quello dove abbiamo bevuto le birre grandi e Yes. Qua siamo in mezzo ai mughi. È quello dove c'era la 600. Sì. Sotto a po' di parete super figa. Peccato che comincia a sentire gente dietro di noi. Vabbè, andiamo avanti. Senti come bicicletta sopra. Eccoci arrivati a Forcella del Camp in all'incirca un'ora e 400 metri di dislivello. Da di qua, proseguendo, si va anche al rifugio Vazzoler. Adesso noi scendiamo giù di qua.
Noi arriviamo da lì, lì c'è l'incrocio per scendere a Casera del Camp, ma sono venuto un po' avanti per farvi vedere che qua ci sono i ruderi della vecchia casera, invece lì sotto c'è quella nuova. Adesso non so se è monticata o no, ma qua mucche non ce ne sono. Andiamo a vedere la casera nuova. Guarda che posto, guarda che conca in mezzo alle montagne. Abbiamo trovato un po' di camminatori per la strada, ma qui, come piace a noi, non c'è anima viva. Siamo solo noi e i campanacci delle mucche lì dietro, sotto la moiazza. Bellissimo, andiamo a vedere la casera. Quindi c'è anche un ottimo ruscello per chi volesse fare un po' di percorso Kneip o pediluvio. Boh, ma quindi come da sta casera? Qua c'è un ottimo cancelletto per non far entrare le bestie al pascolo. Qua io ho già aperto per dare un po' di aria, però è nuova di pacca. Adesso non so se mi sono informato o no, ma è recentissima sta casera. E è studiata, vabbè, stufa economica, caminetto, nuova di pacca, e deve essere studiata proprio come casera, insomma, perché ci sono varie stanze. Qua c'è una stanza vuota completamente, di qua c'è un'altra stanza, anche questa bella grande stanza. Ci sono ancora un po' di perline da mettere a posto se servono. Non ci sono mobiletti, non c'è niente, quindi secondo me devono ancora finire di completarla, di arredarla completamente. Di sopra, da questa bella scalinata, c'è proprio odore, a parte di fumo perché ci deve essere stato qualcuno dentro a far la notte, ma proprio di legno nuovo. Qua sopra c'è un bel mansardato, spazio per dormire quindi ce n'è, anche se non ho ben capito se è permesso o no dormire qua. Penso di sì, bisognerebbe informarsi un po' meglio. Ecco, quella finestra là probabilmente è stata un'idea partita bene ma finita male, perché come si fa ad aprire quella finestra, visto che c'è un bel salto? Probabilmente qua volevano fare tutto quanto il mansardato grande e poi hanno deciso di farlo molto più piccolo. Sì. Beh, molto carina. Facciamo prendere un po' d'aria e poi chiudiamo. E poi esci e spadabam! Guarda che roba. Penso che svegliarsi qua deve essere una figata. Qua ci sono anche le stalle, ma sì, stalle, insomma, ripari, ma a vedere da come sono cresciute le ortiche mi sa che non sono tanto utilizzate, anche se, come vi dicevo, da là dietro si sentono i campanacci delle mucche che probabilmente arrivano da qualche altra casera. Allora, stiamo ripartendo dalla casera del camp, abbiamo chiuso tutte quante le finestre e tutto quanto. Siccome mi sono accorto che la porta, avendo una chiave, non resta chiusa tirandola su, mi sono permesso di piantare un piccolo chiodo qua che ho trovato dentro. Ho recuperato un cordino che era sempre dentro, ho fatto così in modo tale che non possa entrare magari le bestie qua e là. Uno che arriva smolla il groppetto, entra dentro e poi magari quando esce lo richiude. Sì o no? Sì. Adesso vediamo cosa fare. Intanto ritorniamo verso la forcella e poi decidiamo
il giro del rientro. Passa la tetta. Ciao tetta! Allora, siccome mi piace dire sempre le cose giuste, piccola correzione, invece che tornare su in cima fino alla forcella del camp, abbiamo tagliato in mezzo al camp e adesso andiamo a intercettare il sentiero che ci porterà fino in cima a Montalt di Framont. Quindi adesso andiamo su e forse arriviamo ad una croce. Servono fioretti, guarda qua, rododendro, margheritone gialle, fioretti viola, tutto un bel prato di fioretti. Allora, la casera è lì giù in fondo e diciamo che fino ad ora ci siamo divertiti come sentiero. Adesso qua il divertimento va un po' a scemare perché dobbiamo salire in forcella. Ci vediamo su. A poco dalla forcella, a 1900 metri più o meno, mi cade l'occhio per terra e qua è sabbia. Sabbion. Andiamo su. Ecco che in una trentina di minuti siamo arrivati lì sotto, che c'è forcella di Seiere. E fatto 30 non puoi non far 31. Andiamo su di qua e andiamo in cima al Montalt di Framont. E finalmente, dopo tanto chiamarle, sono arrivate anche le stelle alpine. Belle le stelle alpine, 1, 2, poi ce ne sono 3 tutte attaccate. Sopra i 2000 metri si trovano le stelle alpine. Qua è foderato, piccoline, ma ce ne sono un sacco. Eccoci qua che sui 400 metri di dislivello dalla casera siamo arrivati in cima alla forcella del Montalt e come potete vedere qui davanti si può incrociare e vedere il Tamer Grande, il castello del Moschesin, dietro questa punta qua c'è San Sebastiano e lì in fondo su quella forcella là c'è la baita Folega dove siamo andati nell'ultimo video. Se non l'avete vista vi consiglio di vederla. Sotto qua c'è la Valle Agordina e lì in fondo c'è la forcella dove c'era la casera, lì in fondo là c'è dove c'era la casera bruciata, più o meno qua così. Adesso, visto che siamo qua, andiamo fino alla croce e via andare. Ed eccoci che abbiamo fatto 31, partiti da Maiga Framont a 1550 erotti metri, arrivati a Montalt di Framont 2172 metri. Qua c'è la croce, ma adesso vi mostro un po' di panorama, se non mi copo prima. Qua sotto c'è Agordo e qua intorno un botto di montagne che non sto qua a dirvi i nomi perché non saprei neanche dirveli. Guarda che posto. Consuelo voleva vedere le mucche, le abbiamo viste, voleva vedere i panorami, le abbiamo visti, voleva vedere le stelle alpine, le abbiamo viste. Adesso vedremo del solito paninetto e solita biretta, non serve che vi faccio vedere, sono sempre qui. Quindi ci vediamo dopo se salta fuori qualcos'altro di bello. Ciao Fiosse, ciao Fiossi! Che poi adesso, polemicamente parlando, mi è venuta in mente una roba. Questa qua davanti è la stia di Framont e noi siamo su Montalt di Framont. Ma la stia di Framont è palesemente più alta di Montalt di Framont. Perché noi che invertito il nome, quella Montalt di Framont e questa dove siamo adesso, la stia di Framont? Boh, misteri della fede. Comunque, Altro panoramio, là. Guarda che bello.
Dai che ripartiamo da Croce e andiamo verso giù. Tra l'altro abbiamo conosciuto due ragazzi, lui polacco e lei dal Quebec, Canada, che mi hanno già detto che la discesa dalla parte dove vogliamo scendere noi è molto ardua. Infatti mi sono montato la ginocchiera sul ginocchio rotto cercando di limitare i danni. Andiamo giù, ciao! Tra l'altro, appena conosciuti si sono già iscritti al mio canale e voi cosa state aspettando? Iscrivetevi al canale, vigliacchi! Arriviamo dalla Croce, da lì siamo saliti prima dalla casera, questa è la forcella di prima e adesso noi scendiamo dalla parte di là. Andiamo a vedere com'è questo sentiero in discesa. Ecco, non so se si capisce l'inclinazione, ma perlomeno il primo pezzettino del rientro è abbastanza verticale. È un po' da mettere giù le manine per evitare di svolare giù su questo canalone qua. Adesso qua sembra ritornare un po' di erba, quindi vediamo come prosegue. E allora Lello, cosa dici? Io sconsiglierei questo sentiero perlomeno in salita, anche perché ci sono un sacco di pezzettini così che in discesa, forse questi qua forse sarebbe meglio farli in salita, però di qua tira molto di più rispetto che dall'altra parte. Quindi se proprio volete fare un giro d'anello venite giù di qua, ma se no, se volete tornate indietro per l'andata, che è più semplice, diciamo. Adesso dovremo arrivare in mezzo al bosco e poi vediamo se troviamo qualche fungo, perché la Consuela ha trovato un porcino marcio qua sopra a quasi 2000 metri, quindi magari in bosco c'è qualcosa. Ma fatto il primo pezzo irto, poi si entra nel bosco. Il primo pezzo è tutto sentiero, che è irto lo stesso, solo che il primo pezzo in bosco c'è comunque sentiero di sassi. Adesso qua è diventato terreno battuto, però sì, come vi ho detto prima, se volete farlo in discesa, anche sì, in salita di qua tira troppo di più rispetto che dall'altra parte, e in più è più noioso, c'è meno visuale, di qua ci sono meno viste, meno panorami. Quindi ci vediamo alla macchina che vi faccio il resoconto dell'uscita. Adesso qua c'è un bivio, un cartello e mi sa che siamo verso la destinazione finale. Cartello, Casera Framont, via. Qua al bivio in discesa a sinistra. Cazzo, sempre a sinistra oggi, non va ben così. E sul bel mezzo del rientro cosa trova il mio amore? Un porcinello piccolo ma buono. Sì, guarda che bello. La Lelo, fomentata dal ritrovamento del primo porcinello, è partita in modalità fungaiola e nel frattempo usciamo dal bosco e siamo ritornati alla Malga Framont. Allora qua, tutto sommato il tempo ha tenuto, siamo stati molto fortunati. E adesso arrivo alla macchina e tiro le somme. State ancora con noi che vi do il resoconto dell'uscita. Guarda intanto che montagne che ci stanno intorno, guarda che roba. No, perché oltre che i mucche, che c'è anche cavarette qua. Belle cavarette, belle. Fiossi, siamo arrivati alla macchina. Dall'ultimo bivio ci vuole più o meno una mezz'oretta, tutta sotto il bosco, almeno si cammina sul morbido. Praticamente l'uscita di oggi sono sui 7 km e 2 e per circa 800 e qualcosa metri di dislivello in salita e 800 e rotti in discesa. Vi lascio sempre la traccia sotto e via andare come al solito. Adesso andiamo fino a vedere se realmente qua Malga Framont l'hanno aperta e hanno qualcosa da vendere, magari un tocchetto di formaggio o un yogurt. Fiossi, finita anche questa, iscrivetevi al canale per piacere, ci vediamo alla prossima uscita.
Ciao amori. Wow!